Rieccoci nuovamente in diretta per un nuovo appuntamento promosso da Ferrovie Siciliane. Questa sera affronteremo un argomento molto, diciamo così, caldo in questo periodo e lo farò insieme a due graditissimi amici e ovviamente ospiti in questo caso. Io prima di iniziare però come dire così, voglio fare una premessa. Vorrei ricordare che tutto quello che voi vedete in queste dirette è semplicemente frutto del lavoro volontario del sottoscritto e di tante altre persone. E l'associazione Ferrovie Siciliane non riceve nessun fondo, nessun sostegno economico da nessuno e tutto quello che facciamo è fatto semplicemente dalla volontà e dalla passione di tante persone e anche delle persone che vedrete questa sera qui con me. Fatta questa premessa, stasera affronteremo quindi un argomento molto importante, che è quello dei finanziamenti europei per il sostegno all'economia dei territori, il famoso Recovery Fund. Ne parlo con due graditi amici, sono Giosuè Malaponti e Roberto Di Maria, che intanto saluto. Sera, grazie Giovanni. Giosuè, tu sei sempre da Fiumefreddo, giusto? Sempre da Fiumefreddo, ma continentale di Bronte. Va bene. Roberto, tu invece stasera dove ti trovi? Io mi trovo ad Adrano, provincia di Catania, ma sono palermitano doc, lo tengo a precisarlo. Così abbiamo tutte e tre le città rappresentate. Esatto. Non per altro. Allora, praticamente discutiamo appunto del Recovery Fund. Come dicevo all'inizio, caro Roberto e caro Giosuè, praticamente l'argomento è molto caldo anche in virtù di alcune dichiarazioni fatte proprio in questi giorni sia dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci e anche dall'assessore alla mobilità e infrastrutture sempre della regione siciliana e l'assessore Falcone, riferire per esempio a quelli che sono i fondi che dovrebbero in teoria essere destinati anche, come dire così, al sostegno della regione siciliana per quanto concerne le infrastrutture e che invece, come dire così, da un giorno all'altro sembra che si finanzi un progetto e poi invece questo progetto non si capisce che fine faccia. Io insieme a voi, e quindi stasera cercherò di fare come così una disamina di questo argomento e soprattutto di fare un po' chiarezza, visto che conosciamo in modo molto approfondito rispettivamente per le varie competenze tutto quello che c'è anche un po' dietro a questi finanziamenti e quello che dovrebbero essere come dire così, le opere in teoria che dovrebbero ricevere come dire così, questo corposo contributo. Io direi intanto di lasciare la parola intanto a Roberto e poi facciamo spiegare un po' a Giosuè quelle che sono la lista delle opere che dovrebbero ricevere un attimino così l'attenzione del governo su questi fondi, su questi finanziamenti europei, perché sono dei finanziamenti veri e propri, caro Roberto, che dovrebbero interessare la nostra regione. A te la parola, Roberto. Grazie Giovanni di questa opportunità. L'argomento è molto corposo e molto complesso e francamente riuscire a discuterne con lucidità, visti i contenuti, è impresa ardua. Perché alla fine troviamo una serie di cose che sono molto diverse da quelle che qualcuno potrebbe immaginare per lo sviluppo del paese. Innanzitutto dobbiamo dire, noi parliamo di infrastrutture principalmente e c'è da dire questo, che la maggior parte del piano non è destinato alle infrastrutture è destinato soltanto il 20% dell'intero dei 209 miliardi previsti, cioè praticamente siamo al quindi 20% dei 196 miliardi nominali e in pratica dovremmo avere qualcosa come 35 miliardi destinati a innovazione, competitività, digitalizzazione ed internazionalizzazione, non si capisce bene che cos'è. 6,3 per l'impresa verde e l'economia circolare, anche questa è qualche terminologia un po' criptica, ma soprattutto abbiamo 27,7 miliardi per le infrastrutture, mobilità sostenibile e per l'alta velocità distinta in alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0. Anche in questo caso abbiamo dei termini, sappiamo qual è l'alta velocità di rete, non sappiamo bene che significhi la manutenzione stradale, che tra l'altro non dovrebbe rientrare negli obiettivi del Recovery Fund. Facciamo una premessa: il Recovery Fund
è creato dall'Europa per implementare lo sviluppo verde, lo sviluppo ecosostenibile. La manutenzione non dovrebbe rientrare in queste opere a lume di naso. Quindi già questo ci fa capire che c'è qualcosa che non va. L'idea, l'impressione è che ci siano tante opere inserite dentro questo piano, poi vedremo nel dettaglio, che non rientrano in quelle che sono le regole europee, ma che il governo ha messo lo stesso. Dei 27,7 miliardi per la mobilità sostenibile, dobbiamo ricordare che di queste cifre al sud va soltanto il 34%, sulla base di una ripartizione in termini demografici, quindi il peso demografico del sud in percentuale ripartito anche sugli investimenti. In realtà da molte parti si sostiene che i criteri europei prevedono altri punti di ripartizione che prescindono dalla semplice dalla quantità di popolazione presente, per esempio il prodotto interno lordo, per esempio la infrastrutturazione delle aree. Quindi al sud dovrebbe in realtà andare una quantità doppia di queste risorse, e questa è un'altra cosa che viene fortemente contestata. Queste opere previste, quindi questi miliardi in realtà riescono a malapena a coprire il fabbisogno di RFI per completare la cosiddetta alta velocità anche al sud. Ma anche in questo caso c'è molto da dire, perché nell'alta velocità meridionale è stata inserita la Napoli-Bari, completamente finanziata, tant'è che si sta lavorando. È stata inserita la Salerno-Reggio Calabria, non finanziata ma neanche progettata, eppure ci è stato spiegato che i progetti devono essere definitivi perché devono andare in attuazione il prossimo anno, non fra qualche decennio. Ma c'è soprattutto la Messina-Catania-Palermo, tanto discussa, che fa parte della cosiddetta alta velocità di rete, come la Napoli-Bari, cioè con velocità massime di progetto di 160-180 km orari. Quindi non è un'alta velocità, detto in termini molto chiari. Mentre per la Napoli-Bari il termine alta velocità nella relazione resa nota qualche giorno fa del famoso Next Generation UE è denominata tale, si è passato a velocizzazione per quanto riguarda la Messina-Catania-Palermo, facendo un omaggio alla verità, perché di questo si tratta. Tuttavia sappiamo che anche la Messina-Catania-Palermo è finanziata, tant'è che in parte si sta lavorando sulla Bicocca Catena Nuova, in parte abbiamo sulla Messina Catania abbiamo gli appalti in corso, quindi c'è la copertura finanziaria. Quindi non si capisce bene questi miliardi europei cosa devono andare a finanziare se le opere sono già finanziate. Dopodiché abbiamo anche un'altra serie di situazioni particolari, per esempio non si capisce cosa fare della portualità, perché gli unici porti che vengono citati in maniera esplicita sono i porti di Genova e di Trieste, considerati come porta delle merci provenienti dall'estremo oriente. Questo significa che tutti i porti meridionali sostanzialmente non avrebbero una funzione di questo tipo, però nello stesso tempo si prevede il collegamento ultimo miglio, il cosiddetto ultimo miglio, per collegare le ferrovie i porti alle ferrovie. A cosa servirebbe se poi andiamo a sviluppare soltanto i porti di Genova e Trieste? E soprattutto a cosa servirebbe in Sicilia senza il ponte sullo stretto? E qui vengo al punto nodale delle critiche della regione siciliana, perché se è vero, come è vero, che ha creato un piano molto ampio di infrastrutture e non tutte potevano essere inserite nel Recovery Fund, è anche vero che senza ponte non puoi sviluppare la portualità, non ha senso collegare i porti alle ferrovie. Per quale motivo un container sbarcato, per esempio, ad Augusta dovrebbe andare su ferrovia? Per andare dove?
a Palermo, a Catania, a Messina, un container messo su ferrovia. A Dittaino, Roberto. A Dittaino? In mezzo al nulla. Un container messo su ferrovia deve fare, per essere economico questo tipo di passaggio, economicamente conveniente, deve fare 700-800 chilometri. Non ci sono in Sicilia itinerari di 700 km a partire da un qualsiasi porto, per cui se non facciamo il collegamento stabile è inutile sviluppare la portualità, è inutile collegare i porti alle ferrovie, perché ci prendiamo semplicemente in giro. Quindi Roberto, ti posso far notare una cosa a proposito di ponte? Proprio questa è una notizia che c'è proprio sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dico, non vorrei un attimino capire insieme a te, insieme a Giosuè, qual è il problema di avere come così, in discussione un'opera che ha già un progetto come così, esecutivo fattibile, che comunque come così, viene messo da parte rispetto ad altre, per esempio, realtà che invece non hanno neanche un progetto preliminare. Come così, c'è un'incongruenza su quello che sono il finanziamento di questi famosi fondi europei che a breve dovrebbero come così, interessare anche la nostra nazione. Cioè, qual è il problema di questa cosa, secondo un tuo giudizio? Francamente non saprei risponderti, è un problema di volontà politica, perché ti dico, non soltanto il Ponte sullo Stretto ha un progetto definitivo, ma è anche un'opera appaltata, cioè c'è un appalto in corso che prima o poi dovrà essere risolto probabilmente con una mega penale, si calcola fra gli 800 milioni e 1 miliardo, appannaggio di Salini in Pregilo, oggi gruppo WeBuild. Quindi sarebbe da affrontare molto seriamente il problema, anche perché poi non puoi negare il ponte sullo Stretto nel recovery fund e inserire la Roma-Pescara, che con tutto il rispetto non mi risulta abbia neanche un progetto preliminare, ha un segno sulla carta. Quindi qui ci sono delle incongruenze. Ma non solo è una macchia della BIC, dai, ingegnere. Rischiamo che l'Europa ci faccia una pernacchia, detto in termini comprensibili, perché non puoi presentare un non progetto all'interno del recovery fund. Quelli vogliono i progetti esecutivi, perché il recovery fund è fatto per partire fra un anno con le opere, non fra chissà quando. Certo. Senti, facciamo a proposito di opere, spiegare un po' a Giosuè quali sarebbero le opere previste in Sicilia per quanto riguarda le infrastrutture proprio da potenziare nella nostra regione. Tu poco fa hai citato lo sviluppo della Messina-Catania-Palermo, ma Giosuè insomma ha qualche altro dettaglio in più, penso che io personalmente già conosco, ma Giosuè adesso lo metterà come così a disposizione di tutti quanti. Prego Giosuè. E allora, io ho dato un'occhiata un po' a tutto quello che è il piano, dico, per la parte che in realtà mi interessa da qualche anno, e devo dire che mi lascia un po' perplesso quello che è stato inserito nella proposta di piano regionale per la ripresa e la resilienza, in realtà. Al punto 9 del piano regionale per la ripresa si trova la velocizzazione dell'asse ferroviario Palermo-Messina-Catania. E su questo, come diceva benissimo Roberto, già progetti esistenti, finanziati, lavori che stanno per partire sulla Catania-Palermo, già lavori sino a Catania Nuova e prossimi sino a Dittaino, Raddusa, dico, già sono in fase quasi di completamento. A gennaio si apriranno le offerte per aprire e affidare la gara per i 2 lotti sulla Giampilieri Fiumefreddo, e onestamente poi troviamo al punto 9.1 del piano in questione la realizzazione del doppio binario da Castelbuono a Terme Vigliatore. No, Giovanni, se passi il grafico così... Assolutamente, ci stiamo arrivando, Giosuè. Ora, prego, tu continua, prego. Sì. Ora dico, perché Castelbuono Terme Vigliatore? Cioè, se in realtà si è sempre parlato di raddoppio fra Patti e Castelbuono, che sono circa 87 chilometri, ancora in un'unica rotaia, e quindi non si capisce il perché arrivare sino a Terme Vigliatore, così come vediamo dalla grafica, fino a Patti, da Terme Vigliatore, hanno sì e no 3 binari
la vecchia linea lenta che va da Novara a Montalbano fino ad arrivare a Patti, quando dalla diramazione di Terme Vigliatore in realtà abbiamo il doppio che arriva sino a Patti, quindi sono circa Patti Terme, dico, saranno 16 chilometri circa, però presumo che sia un refuso, ma comunque faremo 4 binari su quel tratto per poi possibilmente lasciare altri tratti senza elettrificazione e con una linea. Vado avanti. Certo, abbondiamo in quei 16 km 5 binari, in altri appena un binario. Poi si continua con, dico, questa è nuova, la realizzazione della nuova tratta di collegamento fra Castelvetrano, quindi Trapani, Agrigento. Non ne vedo l'utilità in un primo momento, magari in un secondo momento sarebbe opportuno farla, ma è dal 2001 che va avanti la velocizzazione della Palermo-Trapani e ad oggi, ad esclusione di qualche passaggio a livello che impedisce quasi giornalmente la circolazione sulla Palermo-Trapani o sulla Alcamo-Trapani, in realtà andiamo ad inventarci il collegamento ferroviario della Castelvetrano-Agrigento. Ben venga, ma lavoriamo prima sull'esistente, ottimizziamo l'esistente, cioè non andiamo ad inventarci altre linee, forse magari per accontentare il politico di turno di quel comprensorio. Vado avanti al punto 9.3, sempre del predetto piano Recovery Fund, abbiamo il collegamento ferroviario Canicattì, Licata, Gela, Vittoria, Aeroporto Comiso. Io questa la vedo funzionale da un punto di vista perché mi raccordano tutto quel comprensorio con l'aeroporto di Comiso, ma è una linea già esistente, quindi se mi fai le modifiche per poter veicolare quanto più gente sull'aeroporto di Comiso con il mezzo treno, ben venga. Poi abbiamo il potenziale della rete ferroviaria della Sicilia occidentale e connessione degli scali di Palermo e Trapani. Anche qua vorrei capire, questo magari forse me lo spiegherà meglio l'ingegnere Roberto Di Maria, che è più tecnico dal punto di vista per scusate se mi viene da ridere, non è per voi, per quello che stai dicendo, la mia risata non era per quello che dicevi, Giosuè, scusami. Sarà qualche pernacchia che sta arrivando dall'Europa, sicuramente. No, vedo che anche Roberto, insomma, mi scuso anch'io per le risate. Quindi vorrei capire questo potenziamento della rete ferroviaria della Sicilia occidentale con la connessione degli scali di Palermo e Trapani. Che significa? Abbandoniamo quello che, infatti, se mandi tu la slide del 2003 dove c'è la velocizzazione della Palermo-Trapani, mi sembra c'è una presa in giro, anche perché dico, potevamo continuare su quel progetto, tenuto conto che quel tratto è stato chiuso per un paio di mesi, l'Alcamo diramazione Castelvetrano. Per completare è bellissima, al punto 9.5 abbiamo il progetto MAL, metropolitana leggera, comune di Palermo, tratta Oreto, stazione Notarbartolo. Questa è, secondo me, la ciliegina che completa la torta. Cioè, se in realtà la gestione del tram a Palermo è veramente, non dico disastrosa, ma devo dire molto interessante andare a vedere i bilanci, i guadagni, non solo, ma dico a questo, per quelle notizie dalla stampa, mi pare ci siano altri 490 milioni circa per fare altre linee di tram, o di metropolitana. Perfetto. Quindi, e ci andiamo ad inventare a Palermo ancora un tratto di metropolitana leggera. Qua l'altra sera discutevamo con Roberto, prima di andare in diretta, che ci sono progetti di metropolitana che risalgono a 25 anni fa, che sarebbe costato un terzo dei soldi spesi sino ad oggi per realizzare il nulla. Però dico, su questo, quando invece c'erano tante altre opere che vanno avanti da 20 anni, ma in realtà non hanno mai visto un euro di finanziamento. Dico,
su alcuni sono stati fatti studi di fattibilità, progettazione, però poi caduti nel dimenticatoio. Su questo possiamo tranquillamente parlare della velocizzazione della Catania, Siracusa, Ragusa, Gela. Anche quella, se mandi la slide del 2003, vediamo che erano state finanziate l'interramento della stazione di Catania, il raddoppio fra Zurria e Aquicella. Cioè, quindi, infatti, perfetto questa. C'è un articolo del 2003 dove in realtà la pioggia di miliardi per le ferrovie in Sicilia ha creato disastri, altro che miglioramenti. Infatti, se andiamo a vedere nello specifico questa slide, ma solo per curiosità, solo per dare qualche numero, non per altro. Allora, pioggia di miliardi, ecco qua. Della Palermo-Messina tratta Patti, vabbè, questa è ultimata, il tratto Fiumetorto-Castelbuono. Nel 2003 hanno previsti 780 milioni. Bene, il tratto Fiumetorto-Castelbuono è in lavorazione, ma era previsto anche il raddoppio della Castelbuono-Patti, che nel 2003 prevedeva 4 miliardi e 300 milioni. Oggi in questo raddoppio non c'è un centesimo, non c'è uno studio di fattibilità, non c'è nulla. Vado veloce. Opere ferroviarie connesse all'esecuzione del ponte sullo Stretto di Messina, 305 milioni. Raddoppio Giampilieri Fiumefreddo, 1970 milioni. Oggi 2 miliardi e 3. Benissimo, finanziato, gara aperta, eccetera, eccetera. Bene. Velocizzazione della linea Bicocca-Targia. La stiamo aspettando. Raddoppio della linea Bicocca-Targia, la stessa cosa. Bivio Zurria, Catania Aquicella è un tratto che dovrebbe velocizzare. E andiamo sul discorso della velocizzazione della linea Palermo-Trapani. Nel 2003 erano previsti 300 milioni. Nel 2014, se vai allo Sblocca Italia, diventano, se non vado errato, 490 o 91, ma di finanziati c'è appena uno. Sempre nel 2003, e così do l'idea, velocizzazione della linea Siracusa, Ragusa, Gela con 600 milioni. Bene, dal 2003 ad oggi sono passati 17 anni, ma in realtà, a parte qualche fase di ammodernamento sulla Catania-Siracusa o qualche tratto di raddoppio, ancora stiamo aspettando. Ora, sì, è vero che fra qualche giorno arriveranno a Siracusa i nuovi treni POP. Arrivano già, Giosuè, arrivano già. Sì, benissimo, ma se guardiamo, diamo un'occhiata agli orari, ma chi ci deve andare a Siracusa? In quali orari, specialmente nei festivi? Quindi tutte queste opere che ci portiamo appresso, infatti che ci rimanda sempre 15 miliardi da spendere in Sicilia, sono sempre le stesse opere che non vedranno mai la luce. E nel Recovery Fund ci mettiamo altre opere che in realtà non stanno né in cielo né in terra. La Castelvetrano a Agrigento, a chi potrà servire? Se in realtà cioè, la Palermo-Trapani si fa in 4 ore. Quindi qualcuno deve un po' riflettere su quelle che sono gli interventi che possono cambiare il volto infrastrutturale della Sicilia, ma se no, non dico, si va avanti con annunci, con piogge, con fiumi di parole di inchiostro e di milioni di euro, ma in realtà poi di concreto non si ottiene nulla. Assolutamente, Giosuè, anzi già è tanto che non hanno finanziato qualche ferrovia turistica, dico, perché sai, dalle nostre parti può anche succedere qualche anomalia di questo genere. Invece che finanziare un'infrastruttura utile al territorio, finanziano qualcosa che sia utile a 1000 viaggiatori l'anno invece che a 1000 viaggiatori al giorno. Quindi, ma guarda, lo sai che può succedere dalle nostre parti, dico, quindi... Ma guarda, propenso, cioè, a me darei anche per buono che finanziano un tratto turistico, però se quel tratto turistico noi siamo talmente bravi a farlo diventare commerciale dal lunedì al sabato e la domenica turistico, che ben venga. Il problema è che non finanziano né il turistico né il commerciale. La spesa. E io, quando da 20 anni dico dobbiamo ringraziare l'Unità d'Italia che ci ha donato questi pezzi di ferrovia, dorsale ionica, tirrenica e centrale, dobbiamo veramente ringraziare, con tutto il danno poi che ha fatto mister Peppe Garibaldi, però dico, tutto sommato ce la ritroviamo, ma
pochi sono gli ammodernamenti che in 160 anni abbiamo visto. Quindi. Senti Giosuè, una domanda invece. Io, siccome so che tu l'argomento lo conosci in modo molto approfondito, mi piacerebbe, ecco, che, come dire così, illustrassi anche quale sarebbe qualche altra opera, come dire così, che va parallelamente a quelle infrastrutturali, quelle che sono previste in Sicilia con il Recovery Fund. Allora, fossi Perché stato tu io... me ne hai filata qualcuna, insomma, ma dico, c'è anche un po' da divertirsi. Dico, se andiamo un po' a ironizzare su quello che sono le realtà che qualcuno ci propina di realizzare. Guarda, se dovessi essere io a decidere, allora completerei non ti dico il raddoppio, ma quantomeno la velocizzazione della Siracusa, Ragusa-Gela, quel tratto da Gela che va sino poi Caltanissetta. Completerei velocizzando, raddoppiando la Palermo-Trapani. Ma dico, qua ci sta in mezzo anche gli 87 km da Castelbuono a Patti, allora sì che puoi circumnavigare, dico, da un punto di vista tutta la Sicilia. Poi se abbiamo finanziamenti europei per rimettere in sesto la Caltagirone Gela, per rimettere in sesto la Castelvetrano Agrigento, per fare contento il territorio, ma chiudiamo almeno, per onor del vero, queste tratte che in realtà da 20 anni o forse più ci portiamo avanti con finanziamenti che compaiono, scompaiono, definanziati e quant'altro, ma quantomeno facciamolo diventare realtà. Ora, su questo devo dire molto sta facendo il governo regionale nel sollecitare, però qualcosa di concreto a casa dobbiamo portarcela. Il ponte sullo stretto, dico, sul quale io sono stato sempre un po' restio. Ma è stranissime le dichiarazioni del viceministro, cioè un progetto vecchio. Roberto poco fa diceva che è un progetto vecchio quando dobbiamo dare circa 1 miliardo all'impresa che poteva benissimo iniziare a realizzarlo. No, ma soprattutto c'è il progetto, scusa Giosuè, c'è il progetto che in altre opere non c'è, cioè non c'è nemmeno il preliminare, non il definitivo, che è il secondo stadio di progettazione. E proprio questa è la stranezza, è quello che dovremmo chiedere dal sottosegretario al viceministro, al ministro, il perché dico, andare a inventarsi, come dicevi tu, un'opera che non sta né in cielo né in terra solo perché una macchia di inchiostro forse casualmente è caduta su quella zona, e allora là deve essere fatto. Allora l'appello che faccio io qual è? Quanti parlamentari abbiamo a Roma? Di destra, di sinistra, di centro, della Lega? Allora lì il peso infrastrutturale regionale deve esserci politicamente, cioè non possiamo sempre foraggiare il nord che ha infrastrutture che in realtà poi non vengono manco utilizzate, quando poi arriva qualche piccolo contentino giù in Sicilia solo per fare qualche chilometro o per togliere qualche passaggio a livello. Queste sono le condizioni. Ora spero che il governo punti i piedi nei confronti del Ministero, del Governo nazionale, affinché almeno queste opere datate vedano la luce. Quindi tieni conto che il raddoppio Fiume Giampilieri da oltre 30 anni che se ne parla, finanziato una prima volta dove c'erano soldi e progetto, ma poi è caduto nel dimenticatoio, o perlomeno sono stati spostati i fondi. Per cui se non si presta in tal senso resteranno solamente fiumi di inchiostro, fiumi di parole e snocciolamento di miliardi di euro che restano poi sulla carta o nelle varie interviste televisive. Roberto, invece una domanda volevo fare a te. Ma il raddoppio della Messina, raddoppio e velocizzazione della Messina Catania-Palermo non era già finanziato? Cioè, che cosa c'entra adesso il Recovery Fund in questa opera? Cioè, finanziano con dei contributi comunitari un qualcosa che già era a sua volta finanziato. Cioè, quindi abbiamo un doppio finanziamento o hanno sottratto il finanziamento precedente? Adesso non capisco. Perché che fosse già finanziato. Vorrei che chi ci sta vedendo in questo momento, come dire così, gli diamo un pochettino questa spiegazione, perché ecco, c'è, a mio modesto parere, c'è questa anomalia. Che fosse già finanziato lo dimostra il fatto che hanno appaltato i lavori tra Fiumefreddo e Giampilieri. Che ci fosse già il finanziamento sulla Catania-Palermo lo dimostra il fatto che si sta lavorando tra Bicocca e Catenanova su 38 chilometri
e credo che ci fosse la copertura finanziaria qua per i quasi 8 miliardi per tutta la tratta Messina-Catania, Catania-Palermo. Quindi anche qui, ma come sai, queste somme spesso vengono fatte girare come i carri armati del ventennio, quando c'erano le parate, erano sempre gli stessi, giravano e servivano per fare capire che erano di più. In realtà sono sempre quelli, ma è una storia che conosciamo perché ogni governo li ripropone come se li avesse presi. E adesso giustamente entrano i recovery fund perché ci tocca. Volevo fare una precisazione su quello che diceva Giosuè, sul quale mi trovo completamente d'accordo. Su una cosa vorrei precisare: la MAL di Palermo, e qua, siccome il sottoscritto ha fatto lo studio di fattibilità del progetto che precedeva la MAL nel 96, era un progetto Agensud molto simile a quello della MAL, ma non è sbagliato che il governo regionale metta la MAL nel recovery fund, anzi secondo me è una delle opere che forse ha maggiore diritto ad esserci. Il problema è che a Palermo si è puntato su un sistema, quello tranviario, che è stato fatto passare per soluzione di tutti i mali. Va bene nel centro, va bene nelle periferie, va bene a metà strada, va bene ovunque. In realtà a Palermo occorreva fare una metropolitana di superficie in un'area che ha una domanda tale da giustificare l'intervento, parliamo di stime da 13.000 passeggeri ora per direzione, ma si è fatta una scelta diversa, per cui è rimasto questo progetto già allo stato di progetto preliminare, quindi pronto per essere progetto definitivo con pochi dettagli e poi con una progettazione ex novo certamente, però già non partiamo da nulla. È rimasto questo progetto in aria perché il comune non ha avuto la volontà politica di portarla avanti, diciamola tutta, e quindi la regione se l'ha accollato per dare perché aveva bisogno evidentemente di trovare progetti che fossero a un determinato stato per portarli avanti e che fossero progetti in grado di dare subito dei risultati. Quindi non mi trovo molto contrario al discorso MAL. Però scusami, c'è un problema di gestione complessiva del trasporto pubblico a Palermo che andrebbe chiarita, perché è stata pianificata in maniera a dir poco discutibile. Puoi spiegarmi il senso dei 486 milioni di ancora di linee tranviarie? Guarda, Giosuè, l'una o l'altra non ha senso. ma Giosuè, perdonami, c'è un mio articolo su Sicilia in Progress, lo trovi al primo punto, dove io spiego tutta l'incongruità di questa scelta. Quindi tu con me sfondi una porta aperta. Il problema è che è stata fatta una scelta da parte del comune, la regione, alla ricerca di progetti finanziabili, ha pescato la metropolitana automatica leggera. Ci sta, voglio dire, ma non è un problema. Ma non ci stanno i 487 milioni no, io non è questo, dico, visto che pare che siano stati finanziati altre linee del tram per 487 milioni, certo. Dico, se va in porto la MAL, quei soldi sono sprecati. Ma sono pienamente d'accordo con te, ma il problema va invertito. Per questo dico, non andiamo a buttare su. Ecco, bravo, vedo che Giovanni non è che sono contrario alla MAL, io dico, visto alla luce dei 487 milioni per ulteriori linee tranviarie, sono d'accordo con te, ma infatti io ti dico che quelle linee tranviarie in grande parte andrebbero evitate, anche perché a Palermo si sta realizzando un sistema che alla fine avrà 100 chilometri di binari tranviari con costi di gestione che oggi sono di 11 milioni per 36 chilometri, quindi avremo 33-35 milioni di euro l'anno di costi di gestione di questo sistema. E noi a Messina ne sappiamo qualcosa, Quindi probabilmente quei 487 milioni potevano servire per esempio per finanziare la MAL. Su questo sono pienamente d'accordo con te. Per il resto quello che hai detto mi trova concorde, anche per quanto riguarda il potenziamento della Palermo-Trapani, sul quale si è perso un sacco di tempo per problemi al Ministero dell'Ambiente che ci ha messo un anno e ancora non ha emesso per il parere di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Un anno. Tuttavia è un'opera già progettata e dove si prevede l'elettrificazione. Io avrei francamente, come dici tu,
pensata al raddoppio, almeno nel tratto fino a Partinico, perché il passante ferroviario di Palermo, comunque l'area metropolitana di Palermo, da una parte si ferma a Partinico, dall'altra arriva fino a Cefalucci. Se fino a Cefalucci è il raddoppio, dovrebbe essere lo stesso anche dall'altra parte. Certo. Concordo con te sulla spiegazione che non c'è per la Castelvetrano o Porto Empedocle, anche perché chi pensasse lontanamente di utilizzare la vecchia linea a scartamento ridotto può anche cambiare idea subito, perché quella linea non è più utilizzabile, a parte il fatto che hanno realizzato una pista ciclabile dalle parti di Menfi. No, ma sono proprio cose che non c'entrano nulla con le moderne ferrovie. Però quindi sono inserite là dentro. L'hanno inserita lì, cosa vuoi da me? Io purtroppo sono scelte che hanno fatto loro. Concordo sul raddoppio Catania-Siracusa sicuramente, anche perché lì c'è, se ricordi, c'è il raddoppio tra Siracusa e Targia che è rimasto un tratto isolato e porta, e poi c'è il collo di bottiglia, ecco, in quel caso sicuramente. Abbiamo parlato ieri dell'Ansa di Augusta, perché la linea fa un giro molto lungo, ma in quel caso si potrebbe realizzare un binario veloce che bypassa un binario lento che va ad Augusta. Però voglio dire, le soluzioni tecniche ci sono, è un problema di volontà politica, caro Giosuè. Io per esempio avrei speso più soldi per velocizzare, per migliorare molte linee interne, perché ricordiamoci che noi abbiamo, e forse anche per realizzare qualche tratto in più, lo stesso Alcantara-Randazzo che noi abbiamo ormai entrato nelle ferrovie turistiche, in realtà sarebbe un formidabile anello di congiunzione fra l'area metropolitana di Catania e quella di Messina, e potrebbe costituire un primo passo per il rilancio delle ferrovie dismesse, le ex ferrovie dismesse, che invece per esempio in Germania vengono rivalutate e si parla di ripristinare 3.000 chilometri di ferrovie dismesse. Quindi un po' più di coraggio in questo senso e meno prebende da dare a qualcuno forse sarebbe stato opportuno. Quelle sono secondo me le opportunità che dovevano far cambiare da questo punto di vista il volto infrastrutturale. Poi, come dici tu o come ci stiamo dicendo, in realtà è sempre volontà politica, però il problema qual è? Che se a spingere siamo io, tu e Giovanni, ma in realtà mi pare che quei territori hanno delle amministrazioni, dei sindaci, dei consiglieri comunali, quindi dei riferimenti al Parlamento regionale, al Parlamento nazionale, ma non lo so, dico, forse non hanno contezza del territorio, non hanno contezza, forse non hanno mai preso un treno. Io ripeto, ma sai cosa c'è? Ecco, Giosuè, io noto, scusami se ti interrompo, noto una certa disattenzione verso il sistema ferroviario proprio da parte degli enti locali, perché molto spesso non ci si rende conto dell'importanza di questo vettore, a meno che non si parla di smettere la linea, allora cominciano le proteste eccetera eccetera. Ma un vero potenziamento delle linee anche a partire dai comuni sarebbe opportuno. Ma io ti dico anche per avere vissuto dal punto di vista professionale la situazione di un comune di media grandezza, i collegamenti con le stazioni ferroviarie attraverso sistemi di pullman, sistemi su gomma, dovrebbe essere un problema anche dei comuni, non soltanto della regione e basta, perché se io ho la stazione ferroviaria, se sono in un comune di montagna e ho la stazione ferroviaria a 10 km sul mare, posso anche, perché no, organizzare un'autolinea comunale che mi porta dal centro del paese alla stazione ferroviaria. Vorrei ricordarvi anche una cosa, che dopo che è stato riammodernato il tratto della Siracusa, Ragusa, Canicattì, qualche amministratore voleva che quella linea venisse trasformata come linea turistica. Non so se vi ricordate un po' questo passaggio di circa 2 anni fa. Cioè, dopo che RFI ha investito, insomma, un cospicuo discorso di risorse, circa 40 milioni, dai. Esattamente, 40 milioni di questo sono briciole praticamente. Qualche sindaco che era su un treno turistico di questi che fanno ogni tanto la domenica, come così, ha avuto la brillante idea che voleva che la linea venisse chiusa in quel tratto e utilizzata esclusivamente come finalità, diciamo così, diversa da quelle della mobilità sostenibile. Insomma, ecco, anche alcuni amministratori, a mio parere, dovrebbero un attimino, ecco,
spendere le proprie risorse viaggiando e vedendo un pochettino quello che si fa non in Europa, ma anche nelle regioni di rimpettai, la Calabria, la Campania, il Lazio, insomma, la Toscana, ecco, dove lì ci sono, ovviamente non sempre bello come qui in Sicilia, però insomma ci sono delle realtà che si potrebbero copiare anche di fronte. Ecco, ma da lì a chiedere la dismissione al servizio commerciale per un servizio, diciamo, di altre finalità, dopo che RFI, insomma, ha l'attenzione di andare a investire un cospicuo, insomma, finanziamento, io credo che veramente alcuni dovrebbero riflettere prima di, diciamo così, di esternare queste diciamo così, queste fantasie, ecco, mettiamole in questa maniera. Certo. Prego, Giosuè, stavi dicendo? Beh, dico, su questo ti do ragione, perché visto le tante battaglie che dico, tu hai messo in campo per quanto riguarda, per esempio, l'Alcantara Randazzo, visto che mi citavi il discorso di riaprire solo perché la fondazione voleva farsi il treno turistico nella Valle dell'Alcantara, eccetera. Dico, quando poi si trovano invece dei sindaci che tengono al territorio e quindi tu associazione, noi volontari, cioè, volontariato poi che mettiamo il nostro tempo, le nostre risorse a cercare di migliorare il territorio, dico, abbiamo fatto sì, dico, ma più voi che avete più contezza a far cambiare idea. E quindi quando il territorio con i loro sindaci si rendono conto che stanno facendo delle vere carognate e fanno marcia indietro, dico che ben vengano. Ora, il punto è, non vi è una cultura sulla mobilità di molti enti locali, per cui quasi quasi quel tratto di ferrovia la diciamo in bolzanese, anzi che c'è, anzi che l'avemo, possibilmente magari da qualche fastidio, se c'è magari qualche passaggio a livello che rimane chiuso per qualche ora durante l'arco della giornata, magari infastidisce. Quindi c'è una oltre a questo è una questione culturale, non si ha una, ti posso dire, un'apertura verso l'integrazione modale, per cui è della sede, quello che c'è in realtà, come noi tutti siciliani, della serie, anzi che l'avemo, anzi che c'è, quindi in realtà e poi alla fine, come si dice a Bolzano, Ugunotto e Babbi. Posso dire una cosa, che secondo me viviamo ancora in un'altra epoca, cioè i nostri amministratori vivono ancora in un'altra epoca e lo si vede purtroppo anche da alcune cose che sono state scritte nelle proposte regionali. Vorrei che non si vedesse confusione tra le proposte che ha fatto la regione per quanto riguarda i recovery fund, che praticamente sono state ignorate, e le proposte che sono passate al Consiglio dei Ministri e che sono in bozza. Io recentemente girava questa bozza del Consiglio dei Ministri e quindi ci sono diverse cose, diverse situazioni che vediamo, però il leitmotiv qual è? Che ancora la ferrovia non viene vista per le potenzialità che ha. Oggi lo schema è cambiato. Se fino agli anni 70 si puntava tutto sul gommato perché era un sistema più flessibile, costava meno, perché i costi di gestione delle ferrovie erano elevati, si cominciò a parlare di rami secchi. Su questa addizione, dicitura sono state sospese molte linee e noi sappiamo quante sono anche a livello nazionale, dimenticando che la ferrovia, ma nessuno a quei tempi ci pensava, la ferrovia è un sistema ecosostenibile. I costi di un sistema di trasporto non sono soltanto quelli della gestione, di quelli monetari della gestione, sono anche quelli ambientali, e se noi sommiamo i costi di un'opera, per esempio di un'opera stradale, a quello che è l'impatto ambientale dell'opera stradale, troviamo che alla fine ci costa di più della ferrovia. Per questo in Germania, in Francia, in Europa recuperano il trasporto ferroviario. Per questo la gente comincia a rivedere il trasporto su gomma. Per questo in alcune zone d'Italia cominciano ad utilizzarsi meno le automobili, anzi se ne cominciano a vendere di meno. Questa è una tendenza veramente a livello mondiale. E la gente torna al trasporto pubblico perché la sensibilità è cambiata. Il sistema ecosostenibile ormai è un valore aggiunto
chi si vuole togliere la ferrovia o comunque rimane indifferente alla ferrovia vive in un'altra epoca. Dovremmo spiegare ai nostri amministratori che il mondo è cambiato, le ferrovie oggi sono ecosostenibili. Quando avremo i treni ad idrogeno addirittura avremo l'ecosostenibilità completa anche delle tratte oggi a trazione diesel, e quindi avremo sistemi che trasportano più gente con la stessa quantità di energia, che sono rispettosi dell'ambiente, che permettono, perché no, di avere una fruizione turistica diversa, fruizione turistica che deve essere fruizione turistica, non confondiamo il treno turistico con il treno storico. Come dicevi giustamente tu, Giosuè, il treno storico si può fare benissimo il sabato e la domenica in una linea aperta all'esercizio commerciale. Non ha senso dichiarare una ferrovia turistica e dedicarla esclusivamente ai treni storici. Certo. È uno spreco di risorse. Bravo, è uno spreco di risorse preziose che invece devono essere spese, devono ricadere sul territorio. Attenzione, che quando noi diciamo che va bene spendere 200 milioni di euro per ripristinare l'Alcantara Randazzo, come potremmo fare lo stesso discorso per altre linee, noi parliamo di somme che ritornano sul territorio in termini di mobilità sostenibile, in termini di aumento del PIL, ma anche in termini di salvaguardia dell'ambiente, perché se non apriamo quella ferrovia saremo costretti a fare un'autostrada nella Valle dell'Alcantara, e non si può fare, perché l'ambiente oggi la sensibilità ambientale non ce lo consente più. Se non capiscono questi i nostri amministratori, non andiamo avanti di un passo. Certo, Roberto, io aggiungerei anche un'altra cosa, che per esempio mi piacerebbe, citando il discorso della linea Palermo-Trapani, ecco, sentire per esempio un commento del sindaco di Trapani o dei sindaci in cui la linea Palermo-Trapani appunto si sviluppa. Ecco, come dire, non mi è sembrato di leggere in questi mesi, in questi anni, come dire, così, una presa di posizione forte, al di là di quella fotografia che ho pubblicato poco fa nell'anteprima del sito di Ferrovie Siciliane. Ecco, la ripropongo così, insomma, la possiamo rivedere tutti quanti insieme. Sì. Ecco, al di là di questa fotografia, ecco, mi piacerebbe, ecco, che, dico, per carità di Dio, la regione siciliana ci può mettere tutto l'impegno che vuole, ma se dal territorio arriva anche, come dire così, quella giusta spinta, come dire, sai, la pressione, come dire così, mediatica, la pressione politica, la pressione amministrativa può giustamente aiutare e anche, come dire così, rendere più forti ovviamente chi è che sta ai piani più alti. Quindi, come dire, anche come dire, la piccola amministrazione, secondo me, dovrebbe attivarsi affinché il proprio territorio possa avere, come dire così, anche il servizio della ferrovia, quindi non solo il servizio della ferrovia o dei gommati o del gommato o di altre cose. Quindi, come dire, è un'opportunità, è un'infrastruttura che passa proprio sotto, come dire così, tantissimi comuni siciliani, quindi perché io non capisco perché la gente non si debba interessare di questa realtà. Faccio una domanda, Giovanni, scusami, perché deve muoversi l'assessore regionale all'infrastruttura e mobilità, fare la manifestazione con lo striscione, dove tu adesso vedi tutti i sindaci, e non si deve muovere il sindaco di Trapani o di uno dei tanti comuni della zona? Calatafimi, Erice, Valdecce, ma dove erano prima? Dove sono stati? Qua parliamo di una linea chiusa dal 2013 per una serie di frane, di smottamenti. Dico, ma stiamo scherzando? Ma è un capoluogo di provincia Trapani, non è un paese isolato su qualche montagna. Dico, è questo che non si riesce a capire, come si accetta tutto questo senza muoversi, senza attivare l'opinione pubblica. Certo, e considera che Trapani, insomma, è una di quelle province che sulla carta dicono che vive di turismo. Io vorrei capire, ma come ci devono arrivare i turisti da quelle? Dico un'altra cosa, qualche anno fa con la Louis Vuitton Cup, solo in aereo devono arrivare i turisti da quelle parti. Sono stati fatti dei treni, esatto, che arrivavano da Palermo a Trapani in 1 ora e 5 minuti, credo. Sì, quando ci fu l'America's Cup, qualcosa del genere, credo nel 2005, nel 2006. Esatto. È stata una splendida realtà quella, caro Roberto. Una splendida manifestazione che ha trasformato Trapani, perché Trapani ha avuto dei lavori che hanno reso la parte del waterfront eccezionale. Prima, francamente, era tutta un'altra cosa. Oggi se vai a Trapani vedi un waterfront, vedi delle banchine fatte con un certo criterio. E quelli sono stati lavori importanti. In quell'occasione la ferrovia ha funzionato facendo arrivare i treni in 1 ora da Palermo a Trapani. E tutto questo adesso non c'è più. Se vuoi andare da Palermo a Trapani, di ore ce ne vogliono 4, perché devi fare la via Castelvetrano. Ma dico, ma siamo pazzi o cosa? E poi parliamo di turismo.
Giosuè, in conclusione, perché stiamo sforando il tempo massimo. Io avendo visto quella foto, mi viene da sorridere perché iniziamo proprio noi che non eravamo manco sul territorio a massacrare, fra virgolette, dal 25 febbraio del 2013 la chiusura per smottamenti dell'Alcamo Trapani via Milo. Vi racconto un aneddoto. Qualche anno fa riaprirono il tratto della via Milo fino a, se non ricordo male, Calatafimi per i treni degli Mili, degli Oli, qualcosa del genere. E io lì ho voluto fare appositamente una carognata. Chiamai il giornale di Sicilia del Trapanese con la complicità della giornalista dicendo: guardi, domenica c'è questa iniziativa, da lunedì la tratta Alcamo Trapani via Milo viene riaperta al traffico. Quindi esce questo articolo e succede il finimondo, perché in realtà la tratta il lunedì veniva richiusa sino a Calatafimi, perché ancora tuttora è chiusa. E quindi, per dirti, allora, se la volontà politica vuole, per accontentare la fondazione o chi che sia, allora l'impossibile diventa possibile. Però, come dici tu, non è il problema del sindaco di Trapani, però là c'erano 10-15 sindaci con la fascia, ma questi sindaci durante l'anno, durante i mesi, non gliene può fregare di meno della mobilità sulla Palermo Trapani, non gliene può fregare di meno della mobilità sulla Palermo Trapani, così come Siracusa, Pronto, Giovanni? Mi senti? Sì, io vi sento. Prego, Giosuè, prego. Così come il sindaco di Siracusa, tieni conto che noi nel 2001 iniziamo a chiedere di parlare con la provincia regionale di Catania, che ci accolse, con la provincia regionale di Messina, che ci accolse pure, ma in 20 anni, pur avendo fatto le stesse richieste per la provincia regionale di Siracusa, non siamo mai riusciti a parlare. All'epoca c'era l'onorevole Bruno Marziano, a parlare mai con la provincia regionale di Siracusa. Quindi il problema è solamente culturale. Fino a quando il cittadino non inizia a chiedere i suoi sacrosanti diritti sulla mobilità, il sindaco non ha motivo di intervenire, perché tutto langue, tutto è nell'oblio, tutto è tranquillo e quindi tutto funziona. Vabbè, noi lo stiamo chiedendo, Giosuè, siamo qui, lo stiamo chiedendo, quindi l'attenzione c'è, quindi certamente abbiamo fatto l'esempio del sindaco di Trapani, ma potremmo farlo anche di altre vicende di città, attenzione. Certamente. Io parlo bene dell'allora presidente della provincia Musumeci, che investì, dove i nostri incontri sul tratto Catania-Taormina, pur essendo fuori provincia, 5 coppie treno. La stessa proposta abbiamo poi portato avanti con l'allora sindaco di Messina Buzzanca, ma in realtà la spesa era molto più esosa, perché non posso investire sul tratto ionico, devo investire anche sul tratto tirrenico. Il conto che presentò per l'Italia era molto alto, e quindi, però, ripeto, questa è l'attenzione: raccogliere le istanze di chi perde il proprio tempo a cercare di dare una mano per la cosa pubblica, che però molto spesso non viene manco ascoltato, anzi viene tacciato di essere polemico. Quindi su questo io do atto all'amico Roberto e a Giovanni, per cui dico, ci spendiamo sempre a continuare a studiare, cercare di dare un input a chi poi in realtà questo input di solito non lo coglie. Roberto, in conclusione, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ma io sono, pienamente d'accordo con quello che evidenzia Giosuè. Poco fa ho tralasciato il problema della Castelbuono Patti. Sicuramente hanno preso un abbaglio dicendo Castelbuono, scrivendo Castelbuono Termemigliatore, perché chiaramente sulla Patti Termemigliatore c'è un caso trasportistico quasi unico nella storia, perché hanno lasciato la linea lenta e hanno realizzato una linea veloce. Questo a dimostrare qualche difetto di programmazione che c'è. La Palermo-Messina diretta tirrenica sarebbe utilissima, soprattutto in chiave di collegamenti veloci Palermo-Roma. Anche in questo caso io ho fatto uno studio, ho dimostrato che si potrebbe con il ponte arrivare da Palermo a Roma in 5 ore o qualcosa in più, 4 ore e mezza da Catania. Considerate che la famosa Palermo-Catania
che si sta realizzando attualmente, più la Catania-Messina, corrisponde ad un itinerario di oltre 330 km, credo, e quindi, ancorché velocizzato, sarebbe sempre preferibile fare il percorso sulla linea tirrenica. Ecco, in coda a tutto questo devo dire che rimango deluso da questa impostazione del Recovery Fund, rimango deluso da cittadino siciliano ma anche da cittadino italiano, perché dimostriamo di gestire il tutto non soltanto per quanto riguarda il meridione o la Sicilia, ma in generale con una approssimazione che francamente lascia interdetti per tanti motivi, perché non si coglie, quando tu destini soltanto il 20% di questa somma alle infrastrutture, significa che non hai capito qual è il ruolo delle infrastrutture a livello di sistema, perché le infrastrutture portano sviluppo nel momento in cui le realizzi, ma soprattutto nel momento in cui le metti in esercizio, perché significa incrementare il prodotto interno lordo di una nazione, e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno noi in Italia. Ultimo esempio, l'alta velocità. Sappiamo benissimo che l'alta velocità ha portato nelle zone in cui è arrivata un aumento dell'8-10% annuo del PIL rispetto alle regioni che non sono servite dall'alta velocità. Ecco, questo è uno dei punti, degli esempi da tenere presente, anche quando si pensa che dalle nostre parti l'alta velocità non sarà un'alta velocità vera, e anche in quel caso ci prendono in giro, perché ci spacciano linee a 160 km/h per linee ad alta velocità a 300 e passa km/h. Quindi dico che c'è molto da riflettere e molto da lavorare sulla qualità del nostro, come dire, dei nostri rappresentanti politici, e mi fermo qua. Roberto e Giosuè, stasera voi sapete che questo incontro doveva esserci anche un ospite che era Mariano Massaro del sindacato, del segretario nazionale del sindacato Orsa, e appunto come dire così, non era a caso come dire così la sua presenza, perché appunto gli investimenti nelle infrastrutture, quindi nella costruzione e poi nella successiva manutenzione e gestione, come dire così, porta occupazione, porta ricchezza al territorio, e quindi siccome noi non siamo, la Sicilia non è la Svizzera, come dire così, ecco, è importante come dire così investire queste risorse in quelle opere ovviamente che in modo primario possono già dare, come dire così, ampio respiro allo sviluppo della regione, e quindi non buttare a casaccio un po' quello che poi sono queste risorse, perché io non credo che poi in futuro avremo queste opportunità in questo modo. E nel salutarvi e ringraziarvi, io ovviamente saluto anche Mariano Massaro, quindi segretario nazionale del sindacato Orsa, che questa sera non è stato con noi perché ha avuto un imprevisto professionale, quindi all'ultimo minuto. Ci saranno occasioni ovviamente di risentirlo, e ovviamente colgo l'occasione per ringraziare ovviamente tutte le persone che sono intervenute tramite Facebook, nel ribadire che qualunque persona che ci abbia ascoltato o che ci ascolterà in futuro, in questo caso anche il sindaco di Trapani ovviamente che saluto, volesse aggiungere qualcosa, noi siamo a sua completa disposizione. Può contattarci all'indirizzo email info@ferroviesiciliane.it. Noi saremo sempre ben lieti di dare spazio a tutti quanti. Saluto nuovamente Giosuè e Roberto. Ciao Giovanni, grazie. Ciao Giovanni, grazie dell'invito. Dico, a buon rendere, teniamo duro quantomeno per cercare almeno di scherzosamente solleticare, non sollecitare chi in realtà ci ascolta, ma chi in realtà poi deve concretizzare tutte le nostre quattro chiacchiere fra tre amici, ognuno a casa sua, non al bar, visto che ci è impedito in questo momento. Perfetto. Roberto, tu vuoi aggiungere qualcosa in chiusura? I miei saluti, sono d'accordo con Giosuè e mi trova sempre pronto a intervenire per i nostri obiettivi comuni. Non appena prendo dimestichezza farò pure io qualche diretta, dai. Con piacere Giosuè. Grazie ancora a voi due e buona serata a tutti. Alla prossima. Grazie a te Giovanni, alla prossima, grazie, ciao.